buon inizio settimana, buon lunedì 16 dicembre, qui la versione di Oscar Giannino vi saluta, andiamo subito al punto del giorno. Vi dirò che il tema della puntata vi potrà sembrare un po' eccentrico, per me non lo è affatto, perché sono stato incuriosito un paio di settimane fa da leggere degli sviluppi che aveva in Veneto la proposta di legge regionale per indire il referendum indipendentista, cioè per chiedere a tutti i cittadini del Veneto di rispondere a un quesito se il Veneto debba o non debba rendersi indipendente rispetto alla Repubblica Italiana. Allora, siccome proprio alla fine della settimana scorsa in Catalogna, da sempre regione molto autonomista e in cui è ricorrente la richiesta indipendentista, i 4 partiti che costituiscono la maggioranza alla Generalitat, al governo della regione autonoma catalana, hanno raggiunto l'accordo per un referendum indipendentista e subito il governo di Madrid ha opposto un no, perché dovete sapere che in Catalogna sia i popolari che i socialisti che si alternano al governo a livello nazionale sono in minoranza in Catalogna, sono invece 4 partiti con vaghe venature autonomiste e indipendentiste che avevano raggiunto l'accordo per far fare il referendum. Il governo di Madrid ha detto no, invece nel settembre dell'anno prossimo è già convocato da molto tempo in Scozia il referendum per l'indipendenza, tant'è che c'è sui giornali britannici un grande dibattito se a quel punto all'indipendenza si collegherà anche l'uscita dall'euro o meno. Ecco, questo è quello che avviene. E allora di fronte a questo mi sono detto, ma perché non tentare di capire dietro questa proposta di legge che stava per andare in Consiglio regionale in Veneto, poi è tornata indietro in commissione perché il PDL e il PD insieme hanno detto no, è meglio che ci ripensiamo, perché il PDL in Veneto è per fare un referendum sì, ma per rendere il Veneto a statuto speciale. Io personalissimamente sono per l'abrogazione delle regioni a statuto speciale, quindi non credo che sia quella la buona risposta. Mi sono detto, ma spieghiamo ai nostri ascoltatori, dando il microfono a un indipendentista da tempo, quali sono le prospettive, i presupposti, le possibilità reali che questo tentativo vada in porto, cioè che davvero sia possibile nel nostro paese fare quello che in 20 anni la Lega poi in realtà non ha mai fatto. Non stiamo parlando del congresso della Lega venuto a Torino, non stiamo parlando di quello, stiamo parlando delle forze indipendentiste che da sempre in Veneto hanno tentato questa strada e, a dire la verità, in questa consigliatura regionale mi sembrano abbastanza vicine a conseguirla, perché dovete sapere che secondo lo statuto della Regione Veneto la facoltà concessa per esempio ai consigli comunali di supportare, come ovvio, proposte di legge regionale ha visto oltre 100 comuni, quindi più di 1 su 5 dell'intero Veneto fin qui aderire a questa proposta, e anche province venete, la provincia di Verona è stata l'ultima e così via. È con noi per parlarne l'autore di un bellissimo libro che io vi invito a procurarvi, adesso vi dirà lui come, è un libro che si intitola Autodeterminazione, e l'autore è l'avvocato Alessio Morosin, è uno studioso del diritto, è un avvocato, un cassazionista che da moltissimi anni, con studi e proposte concrete, lui è un animatore anche di questa proposta, tiene su la fiaccola dell'indipendentismo, convinto che l'articolo 5 della Costituzione, quello che ci dice che l'Italia è una e indivisibile, possa in nome del diritto naturale contemperare soluzioni di diritto internazionale di autodeterminazione, e convinto altresì che l'articolo 139, quello che dice che non si può sottoporre a modifica solo la forma repubblicana della Costituzione, a maggior ragione consenta su scelte di autodeterminazione fatte dal popolo a maggioranza di romperla l'unità, che nel caso del Veneto è venuta alla fine, ve lo ricordo, della terza guerra di indipendenza, con un plebiscito dell'ottobre 1866 molto discusso. Ecco, grazie di essere con noi all'avvocato Morosin, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei Giannino e ai suoi ascoltatori, molto lieto di rispondere alle sue domande e di interloquire. Allora, cominciamo da una valutazione concreta, poi approfondiamo un pochino i termini della possibile via giuridica. Ma sì, lei come la vede su questo progetto di legge che è tornato, mentre sembrava essere pronto ad andare all'aula del Consiglio regionale Veneto, è tornato in commissione? Ma è tornato in commissione perché purtroppo in Consiglio regionale Veneto vi sono alcune forze politiche, o meglio forze partitiche, che ancora attendono ordini da Roma per decidere in ordine alla sorte, al futuro del Veneto e del nostro popolo. E però vi è sempre più la consapevolezza che i cittadini, la base, noi che paghiamo le tasse, noi che manteniamo il sistema, noi che dovremmo essere i portatori, i titolari della sovranità, abbiamo un diritto che possiamo far emergere se siamo uniti, se abbiamo una visione, se abbiamo un progetto. E questa visione, questa unione, questo progetto ormai ha preso corpo. Lei pensi che
il 28 novembre del 2012, quindi esattamente un anno fa, siamo riusciti a far approvare in Consiglio regionale del Veneto, pur non essendo rappresentati, perché noi siamo nati a maggio del 2012, abbiamo già oltre 3.000 iscritti ed è un numero crescente in modo esponenziale ogni giorno, siamo riusciti a dettare l'agenda politica del Consiglio regionale senza essere rappresentati, perché abbiamo portato un problema forte, un problema sentito, ovvero in considerazione del fatto che lo Stato ormai è tecnicamente fallito, lo Stato italiano, che a Roma si stanno giocando con delle carte che non hanno più spendibilità, non hanno più credibilità, non hanno più una storia di attualità sulla quale si possa costruire qualcosa. Abbiamo voluto, senza per questo mettersi a dire Roma ladrona o altre amenità, noi rispettiamo lo Stato italiano, ma riteniamo che non rispettando lo Stato italiano, quella che è la realtà veneta, la realtà della produzione, del mondo, del popolo, del volontariato, di chi paga le tasse, dobbiamo noi intraprendere una strada, lanciare un progetto che non è contro l'Italia, ma che salverà il Veneto dandogli l'indipendenza e salverà anche i popoli italiani, perché questi dovranno prendere coscienza che il cambiamento o viene da loro o non verrà mai. E quindi abbiamo lanciato la risoluzione che ha preso il nome risoluzione 44, che peraltro parte da una risoluzione che io avevo fatto approvare nell'aprile del 1998, pensi lei, 15 anni fa in Consiglio regionale, sul diritto all'autodeterminazione del popolo veneto. Questa risoluzione è passata, abbiamo preso coraggio e poi il 16 febbraio di quest'anno con oltre 4.000 persone siamo andati a Venezia, abbiamo portato un progetto di legge di soli 6 articoli che ha per obiettivo l'indizione di un referendum, di una consultazione quindi in esercizio del diritto di autodeterminazione per l'indipendenza del Veneto. Il quesito è estremamente semplice, è breve, dice: vuoi tu, quindi personalmente individuato, che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? Un esercizio quindi di democrazia e di libertà che noi vogliamo coerente, conforme al diritto internazionale, perché l'autodeterminazione, al di là di qualche saccente che ha cercato di deriderci all'inizio, è un istituto giuridico che sta nel diritto internazionale. Nessuna carta costituzionale al mondo regola questo diritto, né per prevederlo né per negarlo, e quindi quando si discute, si disquisisce, si disserta della legittimità di questo diritto, si deve vagliare innanzitutto la sua coerenza con la Carta dell'ONU, col diritto internazionale, la quale ne parla in ben 2 norme, all'articolo 1 parte seconda e all'articolo 55. Ma anche a voler contraddire, accettare il confronto con quelli che chiedono di valutare se è conforme ed è legittimo con la Costituzione italiana, noi richiamiamo non solo l'articolo 5, che a sproposito, in modo improprio, viene richiamato, ma l'articolo 10, il quale testualmente dice che l'ordinamento giuridico italiano, e quindi la magistratura, il governo, il Parlamento, ma anche gli organi di chiusura, la Corte Costituzionale e il Capo dello Stato, quindi l'ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E quindi c'è un'applicabilità diretta, è diritto cogente quello della Carta dell'ONU, non è regolamentato ma è diritto cogente e quindi direttamente applicabile in forza dell'articolo 10 anche all'interno dello Stato italiano. Su queste basi abbiamo lanciato la sfida e in regione ovviamente stanno cadendo l'uno dopo l'altro gli ostacoli, perché qui è un problema di democrazia e di libertà, non è una questione di legittimità o meno interpretata secondo una visione ristretta e cieca che si confina nell'articolo 5 della Costituzione. Poi lei ricordi che nella storia chi presentò lo Statuto Albertino disse che quella era una legge perpetua e irrevocabile. La storia poi ha detto la sciocchezza che il re, che va attribuita al re nel momento in cui ebbe a pronunciare questa frase. Oggi bisogna cambiare, bisogna avere un progetto, bisogna avere una visione, bisogna avere rispetto della democrazia e della libertà. Noi crediamo che in nome di questi obiettivi si possa realizzare l'indipendenza del Veneto. Ultima nota, come accennava lei, a sostegno di questo progetto che sta scardinando le regole del potere, del piccolo potere regionale, perché purtroppo è la ripetizione di quella che è la realtà del potere degenerato in Italia, salvo eccezioni, noi siamo riusciti a coinvolgere a mani nude, quindi vuol dire senza risorse, senza alcun aiuto, senza che la stampa parli di noi, siamo riusciti a coinvolgere ad oggi ben 154 comuni
che rappresentano oltre 1,5 milioni di veneti, ben 4 consigli provinciali su 7, e gli altri 3 che mancano sono peraltro impossibilitati a pronunciarsi perché commissariati. Ebbene, questi 4 consigli provinciali rappresentano 3,5 milioni, oltre 3,5 milioni di cittadini veneti sui 5 che risiedono in questa regione. Quindi stiamo facendo la democrazia dal basso, non stiamo facendo una cosa campata in aria. Ci crediamo, abbiamo la forza, abbiamo il progetto, abbiamo il sostegno della gente. Se lei vede nel sito indipendenzaveneta.com può vedere sale da 500, 600, 700 persone, e quindi accorrono anche quelli del PDL, ex Forza Italia, ex NDC, non so cosa siano, tutta una serie di gruppi a vedere che cosa accade. I giornali parlano di noi perché la gente non entra nelle sale dove facciamo le riunioni, e omettono volutamente certi giornali di entrare nei contenuti, però la gente capisce, la gente ci segue, questa è la realtà. Vede, non l'ho interrotta, come immagino che immagini, però la informo, qui c'è una raffica di sms dai nostri ascoltatori dei tipi più vari e diversi, molti irridono o non sono assolutamente d'accordo, c'è chi propone la secessione della propria villa, c'è chi dice che invece se ci riuscisse allora vedrebbe automaticamente a trasferirsi in Veneto. Diciamo, il più dei commenti e delle impressioni dei nostri ascoltatori sono dettate dopo 20 anni in cui il tema indipendentista è stato utilizzato in politica senza far seguire alle parole i fatti, o allo scetticismo o alla contrarietà. Però adesso noi andiamo alle informazioni stradali e poi riprendiamo però con la domanda che le faccio: ma lei crede davvero che quei due, soprattutto i 2 grandi partiti di destra e sinistra, cioè il PDL e il PD, che vi hanno detto no in aula, ricordo a chi è in ascolto che non è consigliere regionale Morosini, quindi non c'ha né vitalizi né niente, è un avvocato, non hanno detto no in aula, davvero ve lo consentiranno? Perché senza di loro come si fa a farlo passare in consiglio regionale? Cioè senza il pezzo di centrodestra che è fondamentale per la maggioranza del consiglio regionale del Veneto e della giunta Zaia, questa roba non passa. Adesso andiamo alle informazioni stradali e poi... Eccoci qua, tornate in diretta, 16:48, 9 secondi, e con noi Alessio Morosin, avvocato, autore del libro Autodeterminazione, presidente onorario del movimento politico Indipendenza Veneta. Stiamo parlando di questo progetto di legge referendario in Veneto che era quasi arrivato all'aula per l'indizione di un referendum per l'indipendenza del Veneto. Esistono riferimenti precisi nella cronaca politica attuale dell'Europa, l'abbiamo visto, in Scozia è già convocato, in Catalogna i partiti locali sono in maggioranza e lo vogliono indire, il governo centrale ha detto no e quindi si va a uno scontro istituzionale su questo. Però a me pare che le condizioni politiche, visto che il PDL dice no, siano molto improbabili perché passi questo progetto. Allora le do un'informazione, Giannino, ed è questa, che abbiamo già risolto il problema, siamo già ad una maggioranza in consiglio regionale, nel senso che informare soprattutto i consiglieri del contenuto e delle ragioni che stanno alla base del progetto di indipendenza, in forza dell'esercizio del diritto di autodeterminazione, di cui anche il mio libro, che ha avuto un notevole attenzione e rispetto da parte anche dei consiglieri, ha smosso gli ultimi ostacoli, per cui grazie anche alla divisione del PDL tra Nuovo Centrodestra e Forza Italia, gli appartenenti a Forza Italia si sono già schierati ufficialmente in favore quindi lei confida che passi. A quel punto... ci sono già i numeri, numeri, anche se lo fanno per ragioni puramente di interesse, ovvio, non c'è una idealità. Allora lasciamo perdere, ammettiamo che a questo punto ci sia la delibera del Consiglio regionale, il referendum venga indetto. Certo. Che reazioni si aspetta dalla Repubblica Italiana? Ma guardi, l'Italia è uno Stato baro, come noi diciamo, che è abituato a violare le leggi, in principal modo le leggi costituzionali, per cui quando si trova di fronte a una realtà pacifica che si muove in modo democratico nel rispetto del diritto internazionale e quindi di un diritto, quello dell'autodeterminazione, che è regolato dalla Carta dell'ONU, che è un diritto per sua natura, per sua caratteristica, per sua storia, per sua applicazione, è un diritto che va al di là, che viene prima, precostituzionale o sovracostituzionale. L'Italia non potrà far altro che prendere atto della situazione, non potrà compiere atti di forza di nessun tipo. L'esempio del Kosovo con la Serbia, quando il Kosovo ha fatto la sua consultazione, poi ha fatto la dichiarazione unilaterale di indipendenza, la Serbia si è ben guardata da fare un intervento di forza, si è rivolta all'ONU, l'ONU ha nominato una Corte internazionale di giustizia e la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto
Morosini, io la interrompo, qui ci sono i precedenti internazionali, per carità di Dio, ma la mia domanda è: Prego. la Repubblica, cioè, il governo Letta, per capirci, Sì, con Renzi oddio. che è appena arrivato e che dà la svolta, lei Sì. si aspetta che il governo Letta, con Alfano vicepresidente ministro degli interni, di fronte a un consiglio regionale che votasse una cosa simile, direbbe sì, fatelo? Ma io credo che ci sarà una reazione sul piano politico. Resta il fatto che se vi è un voto, come noi prevediamo, come molti hanno già ritenuto di prevedere, intorno all'80% di consensi in favore dell'indipendenza, lo Stato non può rimanere indifferente e non può, a nostro avviso, assumere azioni di forza. No, certo, ma questo tipo, non arriviamo alle azioni di forza, io parlo del presupposto giuridico, però aspetti un secondo, abbiamo un ascoltatore, Annibale, Prego, che chiama da Lodi. Prego, Annibale. Sì, Prego. Buonasera. Buonasera. Solo una premessa velocissima. Intanto mi piace come affronta le cose lei, quindi qui non c'è nessuna... No, ma venga al punto. Però in questo caso io dico questo. Io vedo in questo disegno, che va avanti da anni, io conosco il Veneto, sono lombardo, così, io ci vedo una volontà di notabilato che è una cosa di un fastidio incredibile. Cioè questi signorotti locali vogliono prendersi il potere locale in un paese dove l'ascensore sociale è fermo. Questi qui e i loro figli e la loro dinastia non lo molleranno più. Io dico alla gente: state attenti a queste mosse. Cioè lei dice lo fanno solo per incardinare un nuovo sistema di potere territoriale. Non fa niente per niente, compreso il signore invitato lì. Non lo so, perché il signore che è invitato qua da anni è uno di quelli che più fa. Comunque io le giro la domanda di Annibale ad Alessio Morosini. Prego, avvocato. Lei si sente uno che sta battendosi per incardinarsi al potere? Ma guardi, lontano da me la mia storia personale va a smentire questa ipotesi, che è un'ipotesi curiosa che mi fa anche un po' sorridere. Se lei viene ai nostri incontri vede che non c'è una qualche categoria come quella descritta dal signore, ma c'è un'attenzione alla realtà drammatica che in Veneto si sta vivendo. Leggevo oggi sui giornali che noi cittadini europei abbiamo pagato dal 2008 ad oggi 500 miliardi di euro per salvare le banche, 1.000 euro a cittadino. In Veneto abbiamo poi un residuo fiscale che supera i 4.000 euro per persona. Una famiglia di 4 persone in un anno lascia lo Stato, dopo aver pagato tasse esorbitanti, giugulatorie, vergognose, incostituzionali, lascia 16.000 euro una famiglia di 4 persone. È una cosa insostenibile, ma noi al di là di questo non riteniamo di scagliarci contro lo Stato per le vessazioni che comporta. Abbiamo un progetto che guarda all'indipendenza di questo territorio, perché il Veneto è stato una realtà, una repubblica indipendente e sovrana. Per 1100 anni si è autogovernato. Ovvio che oggi vogliamo una repubblica moderna, stile Repubblica Federale Svizzera, tipo con grande esercizi di democrazia diretta. Le chiedo questo, non voglio che faccia polemica, ma insomma lei lo sa che però per 20 anni la Lega su questo ha detto cose e poi non si sono viste così. C'è una piccola differenza tra noi e la Lega. La Lega è andata a chiede ancora, va a giocare la partita a Roma. Noi di andare a Roma non ci interessa, abbiamo fatto anche in questo senso una scelta molto precisa: no alle elezioni italiane, no alle elezioni europee. Il nostro obiettivo è giocare la partita esclusivamente in Veneto. Se la vinciamo qua, se la perdiamo qua. Non ci interessa contrattare un qualcosa che è nel diritto internazionale, che è nella nostra storia. Se riuscisse questa cosa, altre regioni italiane molto probabilmente vedrebbero qualcosa di analogo. Lei crede l'ipotesi che possiamo diventare una specie di confederazione davvero di cose indipendenti? No, io non penso minimamente alla confederazione. Noi miriamo uno Stato indipendente e sovrano, totalmente indipendente e sovrano. Lei pensi che gli Stati migliori al mondo sono quelli che hanno le caratteristiche del Veneto? C'è una minore invadenza dello Stato, una minore pressione fiscale, maggior benessere, spazi e facilitazioni all'economia liberale. Abbiamo una serie di vantaggi ohimè, vediamo. Io ho avuto solo piacere di far parlare l'avvocato Morosini perché è un indipendentista, secondo me è vero, e per far riflettere tutti voi, anche i più che non sono d'accordo. Grazie a Morosini, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.